feeling. Nothing more than feeling. I guess I follow my wrestling. Ragazzi, Say far alone. che posso fare? Aiutatemi voi. Feeling. Che stai Dai, è una cantando? canzone Ma che stai feeling. cantando? Lo sai che vuol dire feeling Ma in feeling, inglese? ma che Vuol c'entra? dire intesa, vuol dire... Noi due abbiamo un bel... cosa possiamo... un bel... Un bel feeling, ce no, l'abbiamo. oppure un bel... Una bella amicizia. no, con possiamo maschile, dire. oppure un bel... Un bel legame. legame, bravo, abbiamo un bel legame. Possiamo dire che c'è un bel legame tra di noi. E se questa, la A centrale del legame, la facciamo diventare U, che succede? Un bel legume. Un bel legume fra di noi, perché la puntata di oggi è basata sui legumi, Me ne posso capito? andare, per favore? Dai, ti ci sono fatto arrivare di dietro. Ma che cosa? Mi sei Ti fatta ci sono, arrivare, ti ci zio sono. Gianni, ma che devo fare, zio Gianni? Lo zio mi ha rubato. Che cosa devo m'ha rubato fare? pure lo zio. Zio, sei ruffiano. E allora, oggi sai che andiamo a preparare? Oggi prepariamo involtini di pollo Sì. con crema di lenticchie rosse. Ah, bene. Bene, è un piatto molto molto Particolare. buono. Poi faremo una pasta ai 4 fagioli. Bene. C'è ai 4 formaggi e noi la facciamo ai ai 4 fagioli. I fagioli sono quelli di Spagna, i rossi, i cannellini e i borlotti, che abbiamo precedentemente bollito. Bollito, va bene? ok. E questi li facciamo con le orecchiette sarde, che sai come si Bene. chiamano in sardo? Malloreddus. Ah, ok, non I lo sapevo, va malloreddus, sì, bene. A proposito, saluta le camere, non le salutate? Avevo dimenticato. Ciao camera mia. Ma stavo scherzando, ma si può ogni puntata Ciao, camera di salutare Desiree. le camere? Non è abituato, ragazzi, non è abituato alla Ciao TV. camera centrale. Ciao camera, Permesso. saluta la telecamera. La piccerina. Ora chi E c'è? salutiamo la camera dell'artrosi Niente, cervicale. ragazzi, che niente, sta è così, una eh. croce purtroppo, E ognuno poi, ha le sue. Totino, Desiree, Dimmi. che insieme salutano lo zio, Lo zio Gianni lo saluto zio anch'io, Gianni. ormai mi sono affezionata Ah, allo lo zio zio Gianni, Gianni. devo dire sì. E allora abbiamo preso la nostra Sì. pentola, mi dai l'olio, Certo, quindi accendiamo allora il tutto. raccontaci questa ricetta, Olio. raccontaci. Anziché fare il solito, dammi la cipolla, la taglio io, la taglio tu, l'abbiamo preparato prima. L'abbiamo e preparato via prima, così. perfetto. Capito? E Quindi abbiamo fatto un misto E soffritto. abbiamo perso meno tempo. Un misto soffritto non l'avevo Un sentito misto dire si mai. chiama misto soffritto, come si Veramente chiama? si chiama soffritto misto, Soffritto però va misto, bene. misto soffritto. Misto soffritto è lo stesso. Bene, va bene. E Allora, andiamo a fare partire questo misto soffritto. quindi partiamo dal pollo, abbiamo detto, dalla pasta, no? Dalla Esattamente, pasta. esattamente. Dalla pasta? dalla Sì, facciamo Dalla la pasta ai 4 fagioli. Ok, la pasta e 4 fagioli. Mentre lui si arrostolia, Senti, ma questi li hai fatti bollire in acqua senza certo, niente? si fa, no, senza prima niente. li devi tenere in acqua almeno un bel po' di una notte, io li tengo in acqua una notte, poi li bollo e poi li divido e poi li rimetto e facciamo la pasta ai 4 fagioli. Ma li hai bolliti tutti insieme o in pentole diverse? No, diverse. 4 pentole avevi a casa con tutti i fagioli? No, ho fatto una volta, si dovrebbe fare così. Vabbè. Se poi li vuoi fare insieme. Cos'è questo? Questo è il colluccio. Perché è il Perché il colluccio, in collo? effetti ha ragione. Perché il piede, il maiale nella coscia c'ha il collo. Che cos'è? Gambuccio di prosciutto, Ah, il perché ha la gambuccio. gamba e lui qua Ah, stride una che gamba mi piace. piccola, Bravo. gambuccio. Ok. La parte finale sarebbe. Andiamo a tagliare questo tocchetto così, perché sai, mi devi credere, il gambuccio È tutto un altro nella sapore, ragazzi, lo ricetta so, sono è preparata, è un'altra tutto un cosa. altro sapore. Il gambuccio è il gambuccio. è la parte finale del Che crudo. è quella che non vuole nessuno E che, praticamente, no? sì, che sbagliano, Quando perché è tu quella che ha arrivi più sapore. dal salumiere e ti dice alla fine ma che fa, la vuole, come per dire non se la prenda. Ma invece è la Ovvero parte no. più buona. Come vedi lo sto facendo a tocchetti. Fammi assaggiare sul gambuccio, va. Servi. Vediamo com'è. Può andare? Buono. Allora, Lo stiamo quindi, tagliando. Quindi questo Ancora? pezzetto qui, questa parte qui, siccome non sono pietanze che mangio ogni giorno, ma questa parte grassettina poi si che è scioglie le e fa... corniose e si scioglie, fa un fa sapore che voi gusto, non ne sì. sapete l'idea. Ti taglio le mani appena le No, allunghi, no, va no, bene? no, va bene, dai. Ecco. Non vorrei. Mentre qui sta lavorando,
noi andiamo a mettere il gambuccio Il dentro, nostro così. gambuccio, quindi soffrittino e gambuccio. Vediamo adesso dove arriviamo. E così. Pasta ai 4 fagioli abbiamo detto, Pasta ai 4 tipi di 4 fagioli cotti precedentemente A questo punto bolliti. Adesso vediamo che facciamo. stiamo dando e andiamo a mettere, guarda che abbiamo quel rosmarino Ah, lì. vuoi un pezzetto? Do io? Sì, Ti do mi io? prendi 4 Ma foglioline di rosmarino. devo fare così o devo staccare? Staccalo. Stacco. Staccalo tutta la rompe, cade ora la pianta, mettila tutta dentro, fai così, ti sbrighi. Mettila dentro, tanto è lo stesso. Perché la sto lasciando così? Perché poi la andiamo a togliere. Perché poi la andiamo a togliere, Però ok. intanto senti che profumo. Eh sì, anche il rosmarino devo dire che ha fatto subito la sua parte. Certo. Dopo che abbiamo fatto questo lavoro, Mm. possiamo mettere i fagioli e mettiamo un poco degli spagnoli, Un poco degli inglesi. un poco dei red, Sono inglesi questi? sì. Dammi i Russi. cannellini russi, vabbè, ci sta già la nazionalità a tutti. E i borlotti Rumeni. rumeni. Questi sono rumeni, se me li davi dopo era dopo rumeni. E andiamo, sai a fare che cosa? Con la fiamma... Senti, ma quel rosmarino lo senti che profumo? certo, Pazzesco. con la fiamma un poco alta, Sì. come vedi, cosa facciamo? Facciamo sì che il fagiolo ceda il suo amido, Ok. perché poi ci serve per la L'amido. cottura della pasta. E quando ce lo dà quest'amido? Oh, appena glielo chiediglielo. Chiediglielo, me lo dai l'amido? Daniela! Tu che sei la direttora qua, devi fare qualcosa, aiutami! Dai, fammi vedere. Allora, Guarda che pasta bei ai 4 colori. fagioli. Sembra che stiamo facendo quasi una fasolata messicana. Sì, sembra un po' messicano, un po' spagnolo questo piatto. Guarda, ti voglio far vedere una cosa, lo voglio far vedere Sta dando ai l'amido? nostri telespettatori. Guardate, camera dell'artrosi, guarda qua. Vedi? sta facendo? Vedi questa posa che tu vedi che sto scritto. Comincia a dare l'amido che serve a noi. A questo punto cosa faccio io? Prendo una bowl, Sì. così, Ok. e la riempo d'acqua. Ok? Ora sto forzando proprio in modo che vado a raschiare proprio il fagiolo, proprio, vedi? Senti se tu fallo, senti proprio la posa che c'è nel fondo della... Che cos'è la posa? Questa resistenza che ti dà. È l'amido che si sta attaccando, senti? Non Ci me sta le dà dando l'amido, ragazzi. Non me le dà soddisfazione. C'è la posa. Va bene. Fammi sentire un altro po', vediamo. Sì, Gianni. Che devo sentire Lascia esattamente. stare. Va bene. Guarda come si stanno sfaldando i fagioli, Tutti. guarda adesso, guarda adesso. Ecco, recuperi, attenta che è calda. E recuperiamo e mandiamo proprio a fuoco alto, ci mettiamo qui, guarda, qui che ci liberiamo lo spazio e a fuoco alto mandiamo i fagioli. Ok. Mi prendi la pinza, la prendi, la prendi, la prendi. Togliamo il rosemary, bella poi perché dobbiamo ora fare prosciugare l'acqua e poi deve riprendere. Nel frattempo che noi succede? pensiamo alla seconda ricetta. Giusto, il Quegli pollo. involtini di cui ti avevo parlato. Sì. E allora, Quindi quella deve andare. prendiamo deve la coscia cucinare, del pollo. Sì, giusto? sta La cucinando. lasciamo Prendiamo così. la coscia del Sì. pollo. Prendiamo il coltello che si chiama disossatore, Satore. che è questo di qua. Aspetta. L'acciarino è qua. Diamo questa passata così e andiamo a disossare questa coscia. Facciamo così. È chiaro che la fate disossare dal macellaio, però siccome c'è stato qualcuno che mi ha chiesto se mi fai vedere come disossi perché forse non ci credeva e io glielo faccio vedere, va bene? Ecco, prendiamo di qua.
Semplice, va, una cosa facile. È facile, guarda, e uno l'abbiamo tolto. Questo di qua lo togliamo così, basta che facciamo così. Apriamo. Non lo potevi comprare il petto di pollo, quella a fette? Non è petto, è coscia. Ah, cioè proprio a fette sottili. E quella è coscia, non è petto. No, vabbè. Facciamo così. Senza ossa, non c'era il pollo senza ossa. Ma ti ho detto come infatti ve lo fate disossare certo. dal pollivendolo, però siccome qualcuno mi ha detto ci fai vedere come si fa, e io glielo sto facendo vedere, capito? Dopo che abbiamo fatto questo lavoro, togliamo la pelle che non ci serve, che è parte grassa tra l'altro, cambiamo il coltello, guarda, e prendiamo uno sfilettatore. Uno sfilettatore che è diverso dal disosstatore. Assolutamente. Prendiamo questo, facciamo così, poi facciamo così. Vedi che ha fatto le fettine sottili della... Hai visto? Una e due. Ok. Ok. Questi li Allora, mettiamo qua, sì, ci asciughiamo la mano e andiamo a preparare questi involtini questo pollo, quindi di cui dopo parlavamo prima. Intanto diamo una mescolata a questi ottimi ai fagioli, ok, quindi E allora ci serve, guarda, cosa ci il serve? pepe Sì. e quella boccettina di aromi. E questa boccettina, questa vuoi? Sì, Questa sì. di rosmarino? No, quella lì, quella è la Ah, boccettina. questa. Allora, ok, quindi dopo questo intervento chirurgico del pollo, Sì, del pollo. Io intervento chirurgico, io l'ho voluto fare vedere perché qualcuno me l'ha chiesto credendo, secondo l'hanno me, chiesto, che non ce la facevi. è brava. Mamma mia, veramente. E allora si accettano sfide. Allora, prima di finire questa impostazione di impostata, cosa ci sono? Però me lo Consigli devi per i dire in consigli. cinese, per favore. No, non parlo il Dai, cinese. ti prego. Non lo so dire, dillo tu in cinese, Ma dai. Così lungo, consigli per i consigli, ci vediamo a tra poco? A tra poco. Dopo aver disossato il pollo, Sì. mi dai gentilmente un po' di sale? Eccolo. Eccolo qua, Quindi hai messo un po' di pepe, un po' di aromi questi qui del sale. missi e un po' di sale. L'abbiamo Semplicemente condito del sale. questo pollo, ok? L'ho avvolto così, come vedi non c'è nulla. Ah, e fai tipo un Così, involtino di un pollo involtino direttamente. così. Guarda. Prendo lo speck. Ah. E lo vado a incamiciare nello speck. In this way. Ma buonissimo questo. Così. È anche semplice, vabbè, semplice Molto. voglio dire, se lo compri già. Certo, te lo compri già Sistemato. affettato, sistemato. Lo metti qua e andiamo a fare così. Poi Poi, prendiamo questo sì, e lo mettiamo in the oven. Usiamo questo piatto. Così, guarda. questo è un piatto di quelli da forno, Sì, che può giusto? andare in forno. Ok, E lo inforniamo. e inforniamo. Chiaramente. Quanti gradi, quanto tempo? Questo è una ventina di minuti. Chiaramente io cosa ho fatto? Ne ho fatti due, ma ne abbiamo preparati altri, che quando lo usciremo più corposo. Ok, va allora, bene. adesso Allora, dobbiamo fare questa crema di lenticchie rosse. Sì. Dato che parliamo di un legume fra di ma noi. questo è sempre per il primo piatto? No, Le lenticchie questo- rosse? È con il pollo. quello Ah, con il pollo, ok. Con il pollo. Mi dai l'olio? Eccolo. Mettiamo dell'olio qui. Ok. Diamo una bella alzata. Nel frattempo mescoliamo i fagioli. Vogliamo dare un recap di quello che abbiamo fatto? Stiamo facendo la pasta ai quattro fagioli, Abbiamo giusto? bollito 4 tipi di fagioli Esatto. che vedete qui. Poi abbiamo fatto un soffritto di sedano, cipolla e carota. Abbiamo messo i fagioli. L'abbiamo Prima aggiunti. senza acqua. Poi c'è quella In- storia, ti danno l'amido, ti levano l'amido. com'era? Esatto, questo qua ti danno l'amido, ti levano Metti l'amido. un po' d'acqua L'acqua e e li li lasci lasci andare, cucinare. ok? Quanto cucinano loro? Ah, un più bel o po', meno? questi Perché almeno- erano già cotti, consideriamo, Erano già no? cotti, però per ottenere quello che vogliamo una ventina di minuti. Una ventina di se li minuti. prendono, Va bene, vedremo cosa dobbiamo ottenere esattamente. Qui che l'olio frigge andiamo a mettere un soffritto di sedano e cipolla. Bene, quindi questo è
come posso dirti, un contorno che ci serve per... Sembra una crema, un purè. Una crema, un purè, ok. Prendiamo le lenticchie rosse, mi dai un cucchiaio, mentre questo soffrigge, Certo. e andiamo a mettere le lenticchie così. Tutte, Ah, basta. sì. Mi dai Facci il pensare. cucchiaio di legno qua, dentro il coltello, Eccolo. e facciamo un po' lo stesso lavoro come abbiamo fatto con quei fagioli. Solo che questo è un prodotto crudo, però devo dire che i fagioli rossi, che credo si chiamano caillon, una cosa del genere, sono molto teneri. Appena mettiamo l'acqua cominciano a cucinare subito. E da questo poi noi andremo a derivare la crema. Come faremo la crema? Non c'è bisogno che ve lo faccio vedere. La crema la faremo una volta che sono cotti, la mettiamo in un bel frullatore, Sì. frulliamo tutto, aggiungiamo un po' di olio per emulsionarlo e poi che cosa facciamo? Lo setacciamo. Lo setacciamo. Capito? Va bene, Lo quindi intanto li mandiamo in cottura. Intanto li mandiamo in cottura, abbiamo fatto questo. Oh mia bella Madonnina, che te brilla da lontano. Totale. Non ce n'è più, basta. Finita la nebbia. Quindi questa è la consistenza giusta, diciamo, no? Diventano Sentiamo come tipo ti cremosi. sale. Ok, Ok. Adesso come per magia, io ti faccio vedere come è diventato come diventa questo questo? Dopo quanta cottura? dopo diciamo 20 minuti, mezz'ora di cottura, Sì. lo abbiamo frullato, Sì. capito? Aggiungendo solo dell'olio e basta. Abbiamo creato questo purè che andrà a accompagnare gli involtini. Perfetto, quindi semplicissima. Va bene. Eccoci qua. Questo è quello che abbiamo preparato, però siccome l'abbiamo preparato all'ora di pranzo si è addensato troppo. Allora Ok. per farlo un po' lo lisciamo Lo lisciamo un po'. Lo lisciamo un pochino, lisciare che significa renderlo più cremoso, più fluido, va bene? E noi lo facciamo partire così. Prendiamo una marisa e ne mettiamo questa quantità qui così. E voilà. Ok, Questo. allora. Prendiamo un poco di latte, che ce l'abbiamo sempre pronto in frigo. A questo punto, posa questo per favore, Certo. grazie. No, in frigo, in frigo. Ah, lo metto in frigo, sì. Sì, certo. A questo punto prendiamo la frusta e facciamo così, guarda. Hai visto? E l'abbiamo reso più fluido. Quindi lo allunghiamo con un po' di latte, diciamo, no? E l'abbiamo reso Lo un rendiamo poco un attimino più cremoso. Sì. A questo punto sai che facciamo? Che facciamo? Mettiamo giù la pasta, Dai. che già ci siamo. Hai visto? Ecco qua. E la lasciamo andare. E la lasciamo tranquillamente. andare, bene. Nel frattempo togliamo ora questo e facciamo un impiattamento del primo prodotto. E allora abbiamo preso un piatto di quelli di cottura e quello è pronto. Guarda che so bellilla, guarda che so sì. bellilla. Mi dai la pinza? Anzi, prima la pinza mettiamo qua, poi mi serve prima questo di qua, lo poso qui. Mi dai un cucchiaio grande, un cucchiaio grande, un cucchiaio grande, un cucchiaio grande, me lo dai? Un cucchiaio grande a te. Grazie. E facciamo così, guarda. 1, 2. Questo te lo posso dare a te? Certo. Attenta. Diamo questi coppicelli che fanno, guarda, l'hanno fatta appiattire bene. La pinza. Come li chiami questi? Involtini di pollo? Speck? In crema di Lenticchie rosse, Bravo. giusto?
Quindi tutto un po', diciamo, con i legumi. Anche, E ci può mancare anche il un nostro filo filino? d'olio, no, un filo d'olio non può Deve dare il suo mancare. perché. Sì, Ecco. sì. Nel frattempo andiamo a controllare la pasta pure. E prima di impiattare la pasta, no, anzi la impiattiamo e poi diamo una bella pulita. Che dici? Sì, Non ti sembra proprio, sai, quei piatti buoni di casa? di una proprio volta, cosa di sì, una quelle volta? cose di una volta, sì, è Sì. vero. Abbiamo sfruttato tanti tipi di fagioli. Guarda che bello. E ora andiamo a metterla nella bulla qua. Facciamo così. Questo lo spegniamo. Mettiamo qua. Senti caldo, vero? No, c'era la nebbia Questo lo di mettiamo qua. Cosa ci manca qui? rosmarino. Gliel'abbiamo già messo. Un Ci po' di manca olio. Brava! Mi dai un po' del filino d'olio. Il filino di pepe nero. Eccolo. Ecco qua. La nostra pasta ai 4 fagioli. Gli involtini di pollo con la crema di lenticchie rosse. Come hai visto, gli abbiamo messo l'olio e l'olio è caduto ai lati. Guarda che bella I puristi, puntata i puristi questa. I direbbero puristi che becciamate, tutto quello. Invece no. L'olio non è entrato dentro la crema, se tu lo vuoi togli. Lo prendi un po', capito? lo aggiungi. Allora, oserei di prendere un cappello di Parrino, così, guarda, un mestolo di Totino, che non è il cappello di Parrino, vabbè, il mestolo non c'è, prendiamo questo. Questa è una bella puntata, devo dire, sai? Guarda. E ho preso. Ah, peccato. Guarda, l'ho qua c'è il sporcato. gambuccio, guarda. Certo. Aspetta, però Fammi questo- assaggiare. Aspetta, l'assaggio non è cominciato. Va bene, dai. Assaggia, com'è? Me la posso portare a casa? Certo, di tanto ti porto tutte cose. Senti tutti i sapori, capito? Quindi Esatto. ci vuole E più ora? di un assaggio. Andiamo ad assaggiare. Mm. Lo mettiamo qua. Poi c'è quel gambuccio, capito? Sì. Che spinge. Allora, mi dai la pizza, che tu se io non ti fermo, non ti fermo più. Guarda. Ecco qua, mi avvicini quel piatto. Lo avvicino, io, non ti preoccupare. Mi dai la pizza, mi dai Buono, la pizza. complimenti, veramente. La pizza. E allora, prendiamo l'envoltano, così, Bravo. guarda cosa facciamo. E primo e secondo oggi, capito? La puntata. Lei basta che mangia, il problema qual è? E primo e secondo. Così. Così. Questo lo mettiamo. Mamma Aspetta! mia, questo. Aspetta. Dammi un cucchiaio, no, pulito, grazie. Un altro. Un altro cucchiaio me lo dai per favore? Che spettacoli, ragazzi. Vabbè, allora, dai. Ah, fai la quenelle, la quenelle. La quenelle. Ma che quenelle? Che classe. Posso assaggiare? No, Allora, vabbè. ora sì. Ora sì. Ora prendiamo uno di questi. Ma non abbiamo fatto vedere neanche il piatto. Vabbè, l'abbiamo fatto vedere, dai. Tagli così, fai così e poi Buono. Buono, ragazzi. arrivederci.
Complimenti, che ci voleva un'ora, impiattamento, cose. Arrivederci. L'abbiamo fatto già. Buono questo involtino, primo e secondo oggi. Bravo. Grazie. Vabbè. Non Ciao. puoi assaggiare, te l'ho detto, non puoi Ciao. assaggiare. Orecchiette ai 4 fagioli. Con i fagioli già cotti, 100 g di fagioli borlotti, 100 g di fagioli cannellini, 100 g di fagioli rossi, 100 g di fagioli bianchi di Spagna, 200 g di gambuccio di crudo, soffritto di sedano, carote, cipolla, un ciuffetto di rosmarino, olio evo, sale e pepe quanto base. Involtini di pollo e speck sul letto di lenticchie rosse. 400 g di lenticchie rosse per 4 involtini, 2 cosce di pollo disossate, 100 g di speck o 4 fette per arrotolare gli involtini, sedano cipolla per il soffritto. Una volta cotte le lenticchie usate il frullatore per ridurle in purea e se necessario usate 50 ml di latte per lisciarle.